conosco Renzo Pappalardo da 40 anni e ho mantenuto un dubbio dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, non so se è un privilegio, una fortuna o una coincidenza soltanto nella storia del giornalismo. Grazie a tutti, presentiamo questa sera il libro Credimi tuo Sebastiano, che sostanzialmente possiamo definirlo quasi un diario di famiglia, o meglio un diario della prima guerra mondiale vissuta da una delle tante persone che hanno purtroppo affrontato quell'immane tragedia, che era il nonno di Nello Pappalardo. Con me la preside Maria Gabriella Capodicasa, da quale do il microfono, grazie per averci ospitato, il dirigente scolastico comprensivo Cavour, naturalmente l'autore, poi i relatori sono Salvatore Di Stefano, docente di filosofia e storia in pensione, Gigi Giacobbe, collega, giornalista, pubblicista e critico teatrale. Preside, le passo il microfono per un saluto e l'introduzione a questo incontro. Grazie, dottor Loporto, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere qui questa sera ad un evento speciale perché è proposto da un docente e da un ex docente di questa scuola, il professore Pappalardo. Quando lui è venuto da me nel mio ufficio a chiedermi di poter presentare il suo libro qui a scuola, io ne sono stata veramente contenta per vari motivi. Innanzitutto perché intanto è un evento culturale che ci fa onore e che porta avanti quello che è la peculiarità della nostra scuola, che è quella dell'educazione alla cittadinanza, alla cultura, alla formazione, all'educazione dei ragazzi. Poi perché è un professore, è stato un professore della Cavour, anche se non c'ero io quando lui insegnava qui in questa scuola, e quindi quale miglior luogo, miglior posto per poter parlarci del suo libro e di poter condividere insieme a noi le sue emozioni, i suoi sentimenti e la storia della famiglia, la storia del nonno che lo ha spinto appunto a scrivere questo